Sono bastate 2 gocce di pioggia per bloccare completamente le strade della città. Per percorrere un paio di chilometri in area urbana questa mattina ci sono voluti dai 30 ai 40 minuti, inevitabili i disagi e le polemiche, alle quali il sindaco in corsa per la riconferma risponde così. Purtroppo è uno dei problemi cronici della nostra città, che è anche una questione un po' culturale, nel senso che appena vediamo 2 gocce di pioggia tutti optano per l'autovettura, si dimenticano dei mezzi pubblici, si dimenticano degli ombrelli e delle mantelline, cosa che invece sarebbe importante fare se vogliamo evitare ingorghi come quello di stamattina. Se tutti noi utilizziamo la macchina alla stessa ora è inevitabile che si creino queste situazioni. Noi continuiamo a lavorare e ad investire su nuove rotatorie, sul quarto lotto della tangenziale, sul Terraglio Est. È altrettanto vero che dobbiamo tutti noi cambiare un po' le abitudini. Punta sulla mobilità sostenibile Giorgio De Nardi, in corsa alla poltrona di sindaco per il centrosinistra, che in occasione della pedalata alla scoperta delle aree verdi ha affermato che i 15 km di pista ciclabile promessi da Conte non sono nulla in confronto al grande lavoro che bisogna fare. Ne servirebbero almeno il triplo. Segue questa linea di pensiero anche Maurizio Mestriner del Movimento 5 Stelle, secondo il quale nuove strade non servono. Servirebbe invece perseguire una politica che valorizzi il trasporto pubblico in modo che diventi un'alternativa efficace ed efficiente al mezzo privato. Per la coalizione Azione Italia Viva Futura, Nicolò Rocco afferma che la viabilità è una questione prioritaria. Bisogna ammettere che dai tempi dell'entrata in vigore del PUT non è stato fatto nulla per migliorare il traffico, spiega Rocco. Serve agire sulla viabilità secondaria e realizzare rotonde che agevolino il traffico in strada ovest. Per Luigino Rancan, del Popolo della Famiglia, invece, ad aggravare la situazione ci sarebbe il cronico problema della carenza di parcheggi in città. La sosta selvaggia renderebbe ancora più caotici gli ingorghi.